Francesco, questa notte voi al Zushi di Treviso avete subito un tentativo di furto. Cosa è successo? Ma allora, nella sostanza non sappiamo benissimo cosa è successo perché è avvenuto qui all'esterno del locale. Questa mattina all'arrivo nostro abbiamo trovato le forzature sui serramenti e niente, quindi nella sostanza non conosciamo le dinamiche, ma abbiamo capito che c'è stato un tentativo sia dalla porta principale che dalla porta laterale della cucina che dà direttamente poi appunto all'interno dei nostri locali. E è stato fatto un danno a quello che è il serramento, fortunatamente ha tenuto e non sono riusciti ad entrare, quindi a portare a termine il loro furto. Ecco, presumiamo che fosse per rubare, ecco, all'interno del locale. Ecco, sta crescendo sempre di più questi furti nella città di Treviso, siete preoccupati? Beh, la preoccupazione c'è come sempre, poi quando succedono questi fatti, noi è da 15 anni che siamo sulla piazza e crea sempre un po' di disagio e un po' di preoccupazione, soprattutto anche magari per i collaboratori alla fine del servizio nelle ore notturne. Diciamo che l'escalation di avvenimenti che si sentono sempre nei telegiornali allarmano un po'. Treviso rimane tutto sommato una città che per noi è sicura. Chiaro che l'attenzione non è mai abbastanza, ovviamente anche noi ci preoccupiamo soprattutto per i nostri collaboratori e per chi arriva da noi nei nostri locali.